Perché è importante essere qui questa sera? Si comincia. Beh, è importante innanzitutto perché è giusto far capire a una comunità che soffre che non è da sola, e questa è la cosa più importante, e poi per far capire che anche da eventi brutti, eventi di questo tipo, si può muovere qualcosa che porti a un'esperienza positiva e possa lasciare un segnale forte, sperando che queste cose sensibilizzino anche gli animi più duri di chi compie queste cose. Sì, io sono d'accordo con quello che ha detto Matteo, in più devo dire c'è un aspetto personale per me nell'essere qui all'Aconi, non è ovviamente il mio paese, non è il posto dove sono nato, però è un posto dove sono stato, è un posto in Sardegna e quindi per me, sai, le divisioni tra paesi alla fine, il mio bosco e il tuo bosco hanno un'importanza limitata. Io quando ho saputo dell'incendio all'Aconi, ed era lo stesso giorno in cui c'era un incendio a San Gregorio vicino a Cagliari, a San Gregorio ho degli amici che vivono, all'Aconi ero venuto a suonare quando ero ragazzo, era la festa dell'estate, magari qualcuno all'Aconi se la ricorda anche, c'era la compagnia Mutoid che costruiva degli enormi mostri d'acciaio che giravano per il bosco, sputavano fiamme, era una cosa spettacolare, c'era musica da tutto il mondo che veniva a suonare all'Aconi, è stata una festa indimenticabile per me e mi sono innamorato di quel bosco, ci ha legato un mio forte ricordo e quindi appena mi è stato chiesto fai una cosa per l'Acqua, ho detto sì, poi mi dite che cosa e siamo qua, insomma. Poi farla con Matteo Sau è un piacere, insomma. Ovviamente ricambiato, quindi grazie a chi ha organizzato tutto questo e in bocca al lupo per tutti. Grazie a voi, gentilissimi.